Euroregione News. Autonomia Responsabile lancia la sfida al 2018. È partita la campagna elettorale per il 2018 di Autonomia Responsabile. Il movimento autonomista guidato da Renzo Tondo ha ufficializzato l'adesione politica dell'ex NCD Alternativa Popolare con la presenza sul palco dei due consiglieri regionali Alessandro Colautti e Paride Carnielutti. Il nuovo movimento ha anche annunciato i propri intendimenti in vista delle sfide elettorali di marzo e aprile. Un centrodestra moderato, popolare, non subordinato alle dinamiche nazionali, ma che guarderà per le politiche al movimento Noi con l'Italia di recente formazione, con l'auspicata candidatura di Renzo Tondo. Per ora il programma è in via di perfezionamento insieme alle civiche e alle liste che faranno parte della coalizione, ma punterà esplicitamente sull'autonomia fiscale ed economica del Friuli Venezia Giulia, oltre che su alcuni capisaldi come la valorizzazione della montagna, le politiche per i giovani, la famiglia, le piccole imprese, sanità più vicina al cittadino. L'adesione ad Autonomia Responsabile, commenta Alessandro Colautti, è la naturale conseguenza per chi negli anni ha aderito con coerenza a sfide politiche e coraggiose. Il compimento di 5 anni di lavoro, cioè non è una fusione a freddo fra Autonomia Responsabile e Alternativa Popolare, sono state iniziative comuni, prese di posizioni comuni, di fatto la costruzione di quello che sarà a breve il nostro programma per il 2018. La regione in primo piano, noi assieme intendiamo dare un futuro a questa regione, un partito territoriale, quindi ancorato al nostro territorio. Il nostro alveo naturale è il centrodestra, commenta Paride Carnielutti, e dopo una lunga storia che ci ha portato ad uscire da Forza Italia all'epoca e all'impegno di responsabilità per il paese, adesso torniamo a casa. In realtà noi abbiamo una storia che è legata al grande accordo di Berlusconi con Bersani quando ha deciso di fare la grande coalizione a seguito della non vittoria del PD nelle ultime elezioni politiche. A quel punto noi siamo nati lì per senso di responsabilità, abbiamo tenuto in piedi il governo anche quando Forza Italia se n'è andata, per senso di responsabilità abbiamo cercato di portare avanti quello che erano i nostri programmi. Oggi la strategia della responsabilità è finita, pensiamo di tornare nel nostro alveo naturale che è il centrodestra, però portando all'interno del centrodestra la cultura di governo che ci è propria. Renzo Tondo sottolinea come le due forze politiche hanno trovato nella moderazione, nella concretezza e nella serietà un filo conduttore. Contiamo di intercettare quella fascia di elettorato sempre più delusa dalla mancanza di proposte concrete. Ci rivolgiamo con autonomia e con responsabilità. Non siamo quelli che gridano, siamo quelli che offrono alla comunità del Friuli Venezia Giulia soluzioni per i diversi problemi che ci sono. Due forze politiche che si mettono assieme, che si uniscono, che si lanciano un programma comune su poche cose ma concrete. Giulia Manzan, segretaria di Autonomia Responsabile in Regione, plaude al nuovo corso del movimento. Autonomia Responsabile è sempre stata aperta a nuove adesioni da parte di chi porta esperienza politica conclamata. Oggi sanciamo un'importante tappa fondamentale del percorso di Autonomia Responsabile per il percorso e il futuro del nostro partito politico regionale, con l'ingresso di due consiglieri regionali, Paride Carnielutti e Alessandro Colautti, che portano un'esperienza conclamata, politica, e vogliono partecipare alla vittoria di questo centrodestra per le prossime elezioni regionali. Euroregione News.